Angelo Campanella ha scritto numerosi libri, una decina. In particolare ce n'è uno che comunque da un po' di tempo a questa parte è diventato particolarmente interessante anche per le scuole, come Gabbiani sull'acqua. Lampedusa tra due mondi. Intanto, quali sono questi due mondi? Allora, i due mondi sono naturalmente il mondo occidentale, il nostro mondo, e il mondo africano. Il libro è stato scritto a Lampedusa subito dopo la ormai tristemente famosa data del 3 ottobre, perché io mi trovavo a Lampedusa per ragioni di lavoro. Io sono un insegnante, ho insegnato a Lampedusa per 2 anni, e ciò che mi ha sconvolto personalmente e che ha sconvolto anche la popolazione lampedusana è stato proprio affrontare un lutto collettivo vero e proprio a seguito dell'evento del 3 ottobre. E quindi io ho un po' per diciamo dare sfogo a questa forte emozione personale e un po' anche come senso del dovere dal punto di vista sociale, ho voluto scrivere un romanzo nel quale potessero confluire tutti i sentimenti, e anche le opinioni che sono venute fuori a ridosso di quei giorni. In particolare mi interessava analizzare, studiare, anche per capire la reazione dei lampedusani. Quindi questo romanzo riguarda proprio i lampedusani e siccome Lampedusa è diventato poi un microcosmo, riguarda anche noi. Credo che sia questo il motivo per il quale questo libro, nonostante siano passati già circa 4 anni dalla sua uscita, continua a riscuotere interesse soprattutto nelle scuole, e devo dire è andato anche oltre la provincia, certamente anche nelle altre regioni, viene venduto regolarmente, utilizzato anche come libro di testo nelle scuole. Anche perché questo libro è concepito in una maniera che favorisce la riflessione. C'è una parte nella quale c'è un romanzo vero e proprio e poi una serie di approfondimenti. Esatto, perché a me interessava pubblicare questo libro non per una questione di vanità personale, ma perché volevo arrivare al maggior numero di persone possibili. E siccome io da insegnante ritengo che la formazione, la riflessione, la crescita personale nascano inevitabilmente a scuola, ho voluto che l'editore, ho cercato un editore che potesse confezionare il romanzo in modo da arrivare alle scuole.